territorio in modo tale da portare questa iniziativa a beneficio di tutti. È con noi per i saluti iniziali l'assessore all'agenda digitale del Regione Veneto Francesco Calzavara, a cui lascio la parola per i saluti e per la contestualizzazione dell'iniziativa. Lei, Assessore. Grazie, un buongiorno, un benvenuto a tutti i partecipanti, un ringraziamento particolare ai due illustri ospiti che abbiamo questa mattina in questo webinar, la dottoressa Patrizia Gentili, responsabile dei servizi documentali dell'area trasformazione digitale di Agid, e la dottoressa Erosia Zuccolo, direttore della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige. È ormai da molti anni che si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è solo grazie alle nuove modalità di accesso online ai servizi della PA, associati agli strumenti di identificazione sicura del cittadino, SPID e CIE, con più di 20 milioni di utenze attive, e ai pagamenti digitali che si assiste in questi ultimi tempi, grazie anche alla scadenza del 28 febbraio scorso, che si vede una forte spinta verso la dematerializzazione dei processi e dei documenti ad essi associati. Quest'onda ormai inarrestabile sta producendo e produrrà milioni di documenti informatici. Gli effetti di tale fenomeno si fanno sentire sulla gestione del ciclo di vita dei documenti digitali, la loro produzione, classificazione, aggregazione e conservazione, coinvolgendo tutti i settori e livelli dell'organizzazione pubblica. Nel disegnare il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione, il legislatore ha quindi posto la dematerializzazione dei documenti prodotti dagli enti quale elemento fondamentale di razionalizzazione della spesa e di efficienza della pubblica amministrazione. Ma in alcuni casi gli enti si trovano impreparati ad affrontare questo cambiamento per mancanza di competenze e di risorse. Su questo devo dire che una piccola speranza l'altro giorno nella conferenza Stato-Regione, dove il ministro Colao ha presentato le linee guida del piano nazionale della ripresa e resilienza per quanto riguarda le materie di sua competenza, ho sentito una nuova definizione che mi fa un po' sperare, insomma, perché poi di semplificazione è da tempo che si parla. Parlava proprio di semplificazione permissistica, che è una cosa nuova, ancora non l'avevo mai sentita. E la semplificazione permissistica spero che in futuro possa far sì che magari qualche documento in meno lo si possa anche fare, perché forse alcuni processi sono ridondanti di documenti che potrebbero essere forse eliminati e resi più semplici e dopo naturalmente archiviati nel migliore dei modi. Da tempo l'amministrazione regionale ha avviato un percorso di sostituzione dei flussi documentali cartacei con il loro equivalente informatico, in attuazione della normativa vigente in una logica di ottimizzazione dei costi e di incremento di efficienza, semplificazione e trasparenza. Nel sostenere gli enti nella transazione e la dematerializzazione, la Regione sta fornendo gratuitamente a più di 400 enti locali circa 3.600 firme digitali e 2.680 caselle di posta elettronica certificate. Si tratta quindi di un fenomeno in costante crescita. Si pensi che la sola amministrazione regionale, tra PEC, fatture digitali e provvedimenti, ha un patrimonio in continuo aumento di documenti conservati pari a più di 12 terabyte e tra questi crediamo di non essere le amministrazioni che ne producono di più. Tale percorso, che ha interessato sia gli aspetti organizzativi sia quelli informatici della dematerializzazione, fornisce all'amministrazione regionale un'esperienza fondamentale che può essere d'aiuto per indirizzare, promuovere e supportare le iniziative legate a questo tema presso gli enti locali. Da tale esperienza nasce quindi SDICO, il sistema di intermediazione verso la conservazione, che viene messo a disposizione degli enti veneti per facilitare e supportare il processo di dematerializzazione e di conservazione a norma. Nel proseguo del webinar sarà illustrata nel dettaglio l'iniziativa. Permettetemi di condividere con voi alcuni spunti di riflessione per cui il tema della conservazione è ancora un tema cruciale per la trasformazione digitale dei nostri enti. Tutti noi produciamo sempre più documenti, per fortuna digitali, e quindi ogni amministrazione gestirà a mole sempre maggiori documenti di formati diversi, con conservatori diversi e con contratti diversi. Molte amministrazioni vivono la conservazione come mero adempimento normativo e non invece come una opportunità che permette di estrarre valori dai dati. Dobbiamo andare oltre l'adempimento e pensare che i nostri documenti contengono dati che possono essere valorizzati. Ne consegue che dobbiamo salvaguardare il nostro patrimonio informativo, poiché una buona conservazione è la base per erogare servizi migliori ai cittadini e alle imprese. Molte amministrazioni mi dicono adesso sono impegnate ad esempio nella digitalizzazione di tutti i permessi a costruire perché spinti dalle richieste del bonus 110, dell'eco bonus.
Dobbiamo imparare a governare l'informazione e utilizzarla come elemento di programmazione e governo del territorio, mettendo a sistema tutte queste informazioni e dati che raccogliamo. Su questo lo abbiamo detto in più di qualche altra occasione, presentando l'Innovation Lab, presentando tutte le iniziative che la Regione sta mettendo in campo per arrivare sempre di più verso una competenza digitale e una cittadinanza digitale, che è il ruolo che in futuro la Regione dovrà cercare di avere sempre più forte, è quello proprio dell'aggregatore di dati, che naturalmente che potranno essere letti e interpretati se scritti nello stesso linguaggio, e quindi la necessità che questa documentazione possa poi arrivare verso diciamo, una lettura su area vasta, che ci permetta effettivamente di poter fare anche quei processi predittivi che speriamo il prossimo futuro l'intelligenza artificiale ci permetterà di fare. Per raggiungere tali obiettivi dobbiamo quindi impegnarci a gestire e conservare per lungo tempo il nostro patrimonio informativo. Noi continuiamo e continueremo a dare supporto agli enti del territorio lavorando come di consueto su più livelli, favorendo la condivisione di standard e metodologie tra tutti gli enti, cercando di ridurre gli approcci disomogenei. Una delibera è sempre una delibera, va archiviata e conservata sempre allo stesso modo. Attraverso la diffusione di conoscenze e competenze negli operatori della pubblica amministrazione, e quindi organizzando momenti come questi di formazione e informazione, mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche che favoriscono il governo dei processi di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità dei documenti. È da queste premesse che nasce l'azione della Regione del Veneto, che ha portato alla realizzazione di SDICO, una visione di medio-lungo periodo che mette a fattore comune le conoscenze e pensa a un servizio svolto su grande scala con l'obiettivo di realizzare la banca dati dei documenti conservati dalla pubblica amministrazione locale. Un grazie a tutti e vi auguro una proficua e buona giornata di lavoro. Grazie. Grazie all'assessore Calzavara che ha presentato l'iniziativa e le strategie regionali. Come avete capito, lo spunti sono importanti perché l'obiettivo è un po' uscire dalla logica dell'adempimento per andare alla logica della valorizzazione del patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Questa iniziativa, SDICO, si inserisce in una serie di iniziative che Regione Veneto sta portando avanti nell'ambito della trasformazione digitale del proprio territorio, in particolare a favore degli enti locali. A me preme in questi pochi minuti introduttivi provare a raccontarvene altri in modo tale da contestualizzare e darvi uno scenario più ampio rispetto a quello specifico dell'incontro di oggi. Il nostro modello di intervento che la Regione Veneto ha messo a punto in questi ultimi mesi si basa fondamentalmente su 3 grandi pilastri. Il primo pilastro è la messa a disposizione di soluzioni tecnologiche. La tecnologia è fondamentale, noi stiamo realizzando una serie di piattaforme abilitanti, una di queste è SDICO, alcune sono già in essere in tantissimi comuni del Veneto, penso al tema dei pagamenti digitali, penso al tema dell'identità, penso al tema dei servizi come MyPorta. Quindi lavoriamo su un primo livello che è quello delle soluzioni tecnologiche che mettiamo a disposizione del territorio, lavoriamo su una seconda dimensione che è quello del supporto attraverso iniziative continue di informazione, formazione e assistenza. Questa attività è estremamente onerosa, ma è un'attività importantissima perché queste soluzioni tecnologiche non possono essere dispiegate out of the box in maniera automatica, ma richiedono una forte interazione con gli utenti. Lo facciamo, questa attività di supporto e assistenza al territorio, attraverso un modello di governance che noi chiamiamo multilivello, perché si basa fondamentalmente sull'idea di favorire aggregazioni locali. Abbiamo favorito la nascita dei SAD, soggetti aggregatori digitali, soggetti coordinati da province, ma a cui partecipano i comuni capoluogo, spesso anche delle società operative di queste strutture, e che hanno il compito di favorire questa attività di dispiegamento e di sensibilizzazione e acculturazione di tutti gli enti locali del territorio. In questa attività di governance del territorio ci dà una mano importantissima anche ANCI Veneto, con cui abbiamo realizzato numerose iniziative negli ultimi mesi. Soluzioni tecnologiche, supporto, modello di governance, ovviamente non ci limitiamo soltanto a questi 3 livelli di intervento, ci mettiamo anche delle risorse. L'ha citato prima anche l'assessore Calzavara, abbiamo un bando FORFES da 13 milioni di euro che è in fase di attuazione proprio attraverso il SAD, che punta a consolidare i data center, a migliorare i servizi digitali, a integrare le banche dati, tra cui ovviamente c'è la possibilità di inserire anche la piattaforma digitale SDICO. Ma abbiamo anche l'ultima iniziativa che stiamo portando a termine, il fondo innovazione. Siamo riusciti
tra le 6 regioni italiane a ottenere 3,5 milioni di euro dal Ministero dell'Innovazione e la trasformazione digitale, con cui ci siamo proposti di fare un progetto su scala regionale per la diffusione dei pagamenti digitali, della PIO, di SPID, coerentemente con la scadenza 28 febbraio. È stato un modello di intervento molto interessante che molte regioni guardano con grande interesse, perché siamo riusciti a coinvolgere ben 542 comuni su 563, quindi un modello di intervento estremamente efficace grazie al coinvolgimento attivo e all'operatività di ANCI, e proprio in questi giorni stiamo chiudendo la rendicontazione della prima fase e su 542 comuni, se non ricordo male, 525 hanno raggiunto i risultati previsti dal 28 febbraio. Sono numeri estremamente alti che non solo confermano la bontà del nostro modello di intervento, ma che confermano che l'idea è: dobbiamo pensare a un digitale inclusivo, che tenga assieme sia le grandi realtà comunali sia i piccoli comuni. Solo un modello di questo tipo, con un modello di governance su scala territoriale in grado di valorizzare le esperienze dei singoli, può portarci veramente a portare la diffusione e quindi i servizi digitali anche di più piccoli comuni del Veneto. Quindi in questo scenario si inserisce l'esperienza anche di questa nuova piattaforma abilitante SDICO che oggi vi presentiamo. Prima di entrare però nel dettaglio di SDICO, lascerei la parola a due importanti illustri ospiti che sono stati anche prima richiamati dall'assessore, che ci racconteranno in particolare che cosa sta promuovendo Agid a livello nazionale e poi che cosa sta facendo la Soprintendenza Archivistica e Biografica del Veneto e del Territorio Agid. Quindi passerei la parola alla dottoressa Patrizia Gentili, responsabile del servizio documentale area trasformazione digitale di Agid, per capire un po' come sta evolvendo anche lo scenario normativo nazionale e le iniziative, anche magari nell'ottica del PNRR che citava prima poc'anzi il nostro assessore. A te Patrizia. Buongiorno a tutti, grazie veramente per essere stata di nuovo invitata a queste manifestazioni. Diciamo che la collaborazione tra Agid e la Regione Veneto sta andando avanti ormai già da un paio d'anni con dei risultati veramente lusinghieri e veramente, diciamo, di qualità. Io cercherò di essere breve perché comunque sono tanti oggi gli interlocutori e i relatori, quindi non voglio rubare troppo tempo agli altri. L'Agenzia per l'Italia Digitale, come sapete, è l'agenzia che opera di concerto con il Ministero dell'Innovazione per diciamo, dare supporto alle amministrazioni nella realizzazione di questo cammino verso l'innovazione tecnologica e verso la digitalizzazione completa, che mai come adesso, insomma, si è dimostrata essere essenziale per continuare a erogare servizi anche in momenti di grande crisi. Quindi io comincerei con il dispositivo che abbiamo emanato secondo quanto previsto dall'articolo 71 del CAD, ossia le nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che è chiaramente una rivisitazione della normativa di settore. È stata emanata lo scorso settembre e diciamo ha come dire, l'ambizione di diventare uno strumento essenziale proprio in questo cammino che abbiamo delineato insieme al Ministero dell'Innovazione. Il documento è molto corposo proprio perché racchiude tutta la normativa che riguarda tutto il ciclo di vita del documento informatico e quindi è costituita da un corpo centrale dove c'è la parte più prettamente normativa, quindi suddivisa in questi 4 capitoli che state vedendo, e poi la cosa importante sono essenzialmente gli allegati, che sono quelli che contengono poi la vera natura tecnologica del dispositivo normativo e che abbiamo appunto pensato di rendere in qualche maniera mobili nel tempo, perché ovviamente per dare seguito all'evoluzione continua del mondo della tecnologia, questi allegati nel tempo possono cambiare sia nel contenuto e sia nel
nel numero man mano che chiaramente i lavori vanno avanti, perché le abbiamo appunto emanate a settembre, ma noi comunque continuiamo a lavorare in modo da renderle sempre più diciamo utili e uno strumento diciamo di facile applicazione. Quindi gli allegati adesso diciamo questi sono è l'elenco, però insomma io adesso mi soffermerò su quelli che sono più diciamo significativi, perché segnano effettivamente una grande differenza con il passato. Intanto questo diciamo è il quadro riassuntivo di quello che abbiamo fatto, cioè rispetto alla normativa precedente, quali sono stati gli interventi di modifica, di revisione o di aggiornamento. In particolare, come vedete, abbiamo diciamo abrogato quasi completamente il DPCM sulle regole tecniche del protocollo informatico. Dico quasi completamente perché alcuni articoli che discendono direttamente dal testo unico della documentazione amministrativa, cioè il DPR 445 del 2000, non possono essere abrogati da Agide in quanto non abbiamo la delega a intervenire su questo dispositivo, mentre abbiamo la delega naturalmente su tutto il resto. È stato abrogato completamente anche il DPCM sulle regole tecniche del sistema di conservazione, così come quello sulla formazione, trasmissione, copia, eccetera, eccetera, dei documenti informatici. Per quanto riguarda gli allegati, rispetto a quelli precedenti, quindi abbiamo l'allegato 1 sul glossario che è stato completamente revisionato e aggiornato. Stessa cosa dicasi per l'allegato 2 sui formati, l'allegato 3 che precedentemente non esisteva ed è una delle grosse novità che è stata introdotta, ossia quella della... Mi scusi, dottoressa Gentili, sì. Non so se lei sta tentando di condividere le slide, ma non le vediamo. Ah, oddio, scusate. Scusate un attimo. Allora... Adesso le vedete? Ok. Perfetto adesso. Allora aspettate un attimo che riprendo. Ok. Quindi, allora, scusate perché ovviamente non avete visto bene questo schema, che è importante perché ovviamente vi fa vedere appunto gli interventi che sono stati fatti. Quindi dicevo appunto i primi DPCM e dopodiché per quanto riguarda gli allegati, l'allegato 1 e l'allegato 2 sono stati completamente revisionati. L'allegato 3 sulla certificazione di processo è la grossa novità, è una delle grosse novità delle nuove linee guida e riguarda appunto il processo per affrontare dematerializzazioni massive, quindi nell'ottica proprio diciamo di digitalizzare anche il pregresso. L'allegato 3 precedente, che era quello sugli standard, è diventato l'allegato 4 e anche questo è stato completamente revisionato. Precedentemente avevamo l'allegato 4 che conteneva le specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione, ossia lo standard unisincro, che abbiamo pensato di non allegare ulteriormente in quanto si tratta di uno standard e quindi non ci sembrava il caso di allegarlo a un dispositivo normativo, e l'allegato sui metadati che è stato anche questo completamente revisionato, e questa è l'altra grossa novità. Infine abbiamo l'allegato 6 che è quello sullo scambio dei messaggi tra pubbliche amministrazioni, tra aree organizzative omogenee delle pubbliche amministrazioni, quindi messaggi di protocollo, che va ad abrogare e ad aggiornare la circolare 60 sempre di Agid. Questo è uno spaccato, diciamo, delle principali tipologie di documenti che sono stati considerati. Ovviamente questo è uno degli allegati più sottoposti, diciamo, più soggetti alla, come dire, alla obsolescenza tecnologica, perché è chiaro che man mano che questa produzione di documenti digitali aumentano i campi di applicazione, quindi chiaramente è come dire, un terreno in continua crescita. Qui c'è soltanto, diciamo, una prima
prima panoramica di quello che abbiamo affrontato nel documento, che è diventato un documento estremamente corposo, una sorta proprio di piccola enciclopedia diciamo dei formati, dei documenti digitali, ma quello che è importante è che abbiamo affrontato queste problematiche riguardanti il discorso del riversamento, perché proprio per il discorso della obsolescenza tecnologica è molto frequente il caso di dover cambiare i formati dei documenti, e quindi per poterli renderli leggibili nel tempo, e quindi fare delle operazioni di riversamento. Per fare queste operazioni di riversamento bisogna operare una scelta molto attenta del formato dei documenti, nel senso di cercare di evitare formati che portano con sé una bassa interoperabilità, ossia che possano essere in qualche maniera difficilmente leggibili nel tempo e anche quindi riversabili. Per quanto riguarda invece la certificazione di processo, questa è un'altra, come dicevo prima, un'altra grossa novità, e deriva proprio dal CAD, dove si dice che la conformità di una copia digitale al suo originale cartaceo può essere diciamo attestata o tramite il raffronto dei documenti o attraverso la certificazione di processo. Questo perché? Perché ovviamente per attestare che questo documento copia è identico nel suo contenuto a quello cartaceo analogico da cui è tratto, bisognerebbe appunto procedere ad un raffronto visivo, cioè metterli vicino e banalmente verificare che siano uguali, identici. Questo ovviamente in caso di documentazione molto corposa e molto consistente è chiaramente un processo che non porterebbe da nessuna parte, perché sarebbe sia troppo costoso, sia sicuramente porterebbe a dei risultati non proprio attendibili. Ecco quindi che si inserisce il concetto della certificazione di processo, ossia l'adozione di tecniche che sono garantiste della corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Quindi, come dicevo, è un processo che si applica quando dobbiamo affrontare una dematerializzazione massiva di documenti e quindi diciamo rendendo il processo standardizzato e nello stesso tempo più diciamo basato su standard e su certezze che il notaio o il pubblico ufficiale che deve attestare questa conformità si può basare per redigere il rapporto appunto di conformità. L'allegato, quello sui metadati, l'allegato 5, è un allegato molto completo che diciamo ha esteso le 3 strutture di metadati che erano già presenti nell'allegato precedente. Quindi abbiamo i metadati del documento informatico, i metadati del documento amministrativo informatico, quindi quello diciamo della pubblica amministrazione, e i metadati delle aggregazioni documentali informatiche, quindi fascicoli, serie, eccetera. È stato eliminato il concetto di metadati minimi, cioè quello che avevamo prima, che erano appunto questi che vedete, quindi circa 5 o 6, per passare invece ad una lista di metadati che sono obbligatori e altri che invece sono facoltativi. Ovviamente questa distinzione è molto netta tra il documento informatico e il documento amministrativo informatico. Quindi per quanto riguarda il documento informatico, i metadati obbligatori sono relativamente pochi, sono circa una decina, mentre al contrario per quanto riguarda il documento amministrativo informatico l'obbligatorietà è molto più spinta, perché ovviamente è molto importante diciamo contestualizzare al meglio il documento che si va a formare. Poi abbiamo appunto l'allegato 6, quello che dicevo che va a modificare e ad aggiornare, scusate, e a eliminare, abrogare
la circolare 60 sui messaggi di protocollo. È diciamo, punta l'attenzione sul legame sempre più stretto che deve esserci tra il documento principale e i documenti allegati, cosa che nel tempo, diciamo, è stata lamentata da più operatori del settore, nel senso che ovviamente il messaggio di protocollo è quel messaggio che dà proprio l'informazione essenziale dove viene contenuto sia il documento informatico principale sia diciamo tutti gli allegati, e soprattutto deve contenere la segnatura del messaggio protocollato. Quindi diciamo in questo modo collegando più strettamente il documento principale con gli allegati si evita il problema che spesso si è creato di poca chiarezza appunto nei messaggi di protocollo che vengono scambiati tra amministrazioni. Ma questo diciamo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Vediamo invece quello che c'è in pista, le novità, come si diceva nell'introduzione. Stiamo lavorando al regolamento per l'erogazione dei servizi di conservazione. Come sapete, il decreto semplificazione che ha aggiornato il CAD quest'estate ha previsto il fatto che non esista più il processo di accreditamento dei conservatori, in seguito questo a contestazioni fattici dalla Commissione europea, e quindi si rende il cammino, diciamo, di erogazione dei servizi di conservazione per la pubblica amministrazione semplificato in qualche maniera, nel senso che questo regolamento determinerà praticamente i criteri che devono essere criteri chiaramente di qualità, di sicurezza e di organizzazione. Quindi oltretutto conterrà anche delle norme sul transitorio, perché ovviamente c'è il problema di salvaguardare gli investimenti e quanto diciamo abbiamo attualmente in pista, ossia più di 70 conservatori accreditati che quindi in qualche modo devono poter continuare a erogare servizi alle pubbliche amministrazioni senza parlare poi di tutti i contratti che sono in essere. Anche la vigilanza sui conservatori ovviamente cambierà un po' diciamo fisionomia, che quindi verrà in prospettiva vista più come un'attività di monitoraggio e di verifica su quello che i conservatori dichiareranno. Quindi sarà un'attività fatta a campione o su segnalazione di presunti diciamo problemi. Altre attività nell'ambito, questo insomma è uno dei punti diciamo delle punte di diamante della nostra attività insieme alla Regione Veneto, nell'ambito della collaborazione che deriva dall'accordo sottoscritto da Regione Veneto con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Abbiamo messo in campo tante cose in comune, compreso una bellissima ricognizione di tutti gli enti del territorio sull'uso di tutti gli strumenti che sono propedeutici appunto alla lavorazione dei documenti digitali. Ma adesso siamo concentrati su questo gruppo di lavoro sullo scarto digitale, che è una problematica non banale, nel senso che ovviamente tutta la normativa anche dei beni culturali, poi insomma la dottoressa ci parlerà meglio di tutto questo aspetto, è più che altro concentrata sullo scarto analogico, e adesso invece si comincia a presentare il problema proprio dello scarto digitale, e quindi il gruppo, proprio a partire da quanto previsto dallo scarto digitale, ha cominciato a definire i passi essenziali per avere questo scarto digitale di qualità. E quindi stiamo elaborando una sorta proprio di guida di vademecum allo scarto digitale, che è composta da 5 passi. Qui vedete riassunti quelli che sono diciamo, queste tappe fondamentali. Ovviamente tutto questo lavoro viene fatto proprio in collaborazione con le soprintendenze, e diciamo in questo gruppo è subentrata anche la regione Emilia-Romagna, altra regione con cui Agid ha rapporto di collaborazione,
E quindi mettendo a fattor comune le esperienze e le esigenze soprattutto, si è cercato di fare un tavolo comune, quindi veramente un lavoro di grande spessore, e soprattutto speriamo che abbia, diciamo, un'applicazione che venga riconosciuta come best practice proprio a livello nazionale. Altra attività importante a cui partecipa ovviamente anche la Regione Veneto è quello il gruppo di lavoro dei poli di conservazione. Un lavoro che va avanti da parecchio tempo e che Scusa Patrizia, hai ancora 3 minuti. Sì, ho finito tanto. Diciamo che nell'ambito di questo gruppo abbiamo riscontrato 3 tipologie di poli di conservazione che sono già in essere. Abbiamo quello relativo alla conservazione permanente dell'Archivio Centrale dello Stato, che è in via di definizione, quello relativo ad amministrazioni centrali come il Consiglio Nazionale del Notariato, le Agenzie Industria e Difesa e quello della SOGEI. E poi abbiamo le varie realtà territoriali, il polo dell'Emilia Romagna, quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Marche, e poi abbiamo lo SDICO, di cui appunto si è parlato nell'introduzione da parte dell'assessore. Ora, diciamo, ad ACS chiaramente è un polo particolare perché ha la funzione degli archivi digitali permanenti, cioè quindi è destinato appunto a conservare permanentemente gli archivi digitali che provengono da diversi enti statali o da enti pubblici non statali, ma che sono dichiarati chiaramente diciamo, di rilevanza nazionale, quindi ha una funzione ad hoc. Gli altri poli di conservazione condividono esperienze, soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche anche con altri enti nazionali. Per esempio SOGEI, che offre servizi sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche per gli altri enti di rilevanza nazionale, o il PARER, che diciamo dà servizi ad altri enti locali e regionali. Abbiamo quindi come dire, sottolineato come le architetture che vengono utilizzate, seppure sono, diciamo, basate su soluzioni molto moderne, quindi a componenti modulari, a microservizi, però sono eterogenee perché chiaramente dipendono molto dal volume delle transazioni giornalieri che vengono sostenute, dai tempi di conservazione dei documenti e così via. E quindi abbiamo da una parte architetture più complesse come quelle di SOGEI e di PARER, e altre che sono un pochino più semplici. Ovviamente la soluzione offerta da SDICO è differente dagli altri poli perché non gestisce in proprio la conservazione, ma opera appunto in logica di hub, offrendo ai suoi utenti un'interfaccia web unificata, ma ovviamente ognuno conservando i propri servizi di conservazione acquisite, diciamo, da conservatori esterni. Io con questo ho finito e vi ringrazio. Penso di essere rimasta nei tempi, spero. Sì, Patrizia, grazie dottoressa Gentili, è stata perfetta, siamo in perfetto orario perché poi questo digitale ci obbliga un po' a essere tutti un po' più precisi perché siamo un po' richiamati all'ordine. Grazie, hai giustamente colto un punto fondamentale dell'iniziativa SDICO che poi il dottor Costantini presenterà. Noi non ci sostituiamo al mercato che fa la conservazione, ma siamo a un livello intermedio per favorire l'aggregazione dei dati e per la valorizzazione del patrimonio informativo. Vedo collegata anche la dottoressa Zuccola, a cui passo la parola, direttore della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con un intervento sul tema attività di vigilanza sugli archivi conservati. A lei, dottoressa Zuccola. Buongiorno. Buongiorno, io innanzitutto ringrazio per l'attività che Agid Veneto sta facendo, un'attività importantissima, molto utile, che tento di seguire con magari anche lunghe telefonate. Diciamo che il mio intervento di oggi sarà un intervento puramente, diciamo, politico, tra virgolette. Quindi parto dalle affermazioni appena fatte e vi assicuro che lo scarto nell'analogico non è un concetto che possiamo ritenere acquisito e correttamente sviluppato. Ecco. Questo togliamocelo. Non pensiamo che questo sia una situazione condivisa da tutti. No, non lo è purtroppo, e bisogna ancora insistere molto perché le amministrazioni
In particolare molti comuni sono ancora un pochino distanti da quello che è la comprensione del sistema di gestione documentale barra gestione documentale del digitale e conservazione a lungo termine. Quindi io direi che ogni tanto magari noi che dobbiamo operare fisicamente sul territorio dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo fare anche molta formazione. Purtroppo io ritengo che la formazione abbia un problema che abbiamo visto anche in altri settori. Prima di tutto vanno coinvolti i vertici delle amministrazioni, vertici che sono in continuo movimento, in continua cambiamento, e quindi è un discorso veramente senza fine, non dobbiamo stancarci di ripeterlo, perché anche se riuscissimo con dei corsi di formazione che vanno incentivati, vanno aumentati, a spiegare i concetti base della gestione documentale, che non diamo neanche quella per scontata e acquisita, e dello scarto nell'analogico, poi il vertice, quando si vede una proposta che magari è articolata molto ben fatta, come le proposte che vengono fuori dai gruppi di studio che abbiamo presenti sul territorio, di fronte a delle spese si blocca, o perlomeno non ha neanche i tempi tecnici di comprensione di meccanismi informatici e giuridici piuttosto complessi. Quindi, ahimè, secondo me, oltre a fare tanta formazione, io dico facciamo tanta informazione ai vertici, cioè parliamoci subito, ai sindaci e ai direttori generali, perché sono quelli che cambiano e sono quelli che devono prendere delle decisioni importanti. Poi i loro operatori è importante averli dietro e averli ben formati, che hanno un minimo di continuità temporale nella posizione più lunga e più ampia. Poi oggi avevamo concordato che io avrei fatto qualche anticipazione sul recovery plan e sulla digitalizzazione. Ero al telefono, mi scuso, ero al telefono proprio a Roma con la direzione generale dell'Istituto per la Digitalizzazione che sto seguendo, perché come voi sapete in Veneto c'è stato un attivismo particolare da parte di una università, e quindi sono stata coinvolta nella fase della digitalizzazione, cosa che mi ha fatto estremamente piacere, ma le cose si stanno evolvendo in una maniera un po' diversa da quello che magari si dice sul passaparola delle telefonate. Allora, per quanto riguarda, io riporto ciò che mi viene detto a Roma, e quindi non date, potrebbe non essere oro colato, e anche a Roma le cose stanno cambiando in maniera velocissima. Come sapete nel recovery plan di digitalizzazione avrà due parti importanti. La parte principale, quella che mi interessa, perché quella tecnologica, cioè i 300 milioni di euro sono la parte tecnologica, e la parte dedicata ai versamenti. E qui dovete essere attivi, e io vi dico, contattate, mettetevi in contatto immediatamente, seguite le vicissitudini che nelle direzioni generali, quella dell'Istituto per la Digitalizzazione, sono complesse e articolate, quindi richiede anche pazienza da parte di noi che siamo gli interlocutori e utilizzatori delle loro decisioni, perché l'Italia non è un paese semplice da gestire. Naturalmente la parte dei versamenti è la parte più interessante, perché lì ci sta tutto l'apparato dello sviluppo tecnologico e tutto l'apparato pratico che ci interessa per quanto riguarda la conservazione digitale a lungo termine. Dopodiché l'altra parte, che però non è poco, l'anticipazione che ho avuto anche questa mattina è che i progetti di digitalizzazione saranno centralizzati. Allora, come voi sapete, forse, o se no ve lo riassumo, la progettualità, le richieste del territorio dovranno avere un coordinamento regionale. Cioè, mi dispiace per coloro che pensano, sono liberi anche di farlo, di presentare singole
proposte a livello ministeriale, a livello di ministero, però viene richiesto, almeno da parte dello Stato, un coordinamento regionale. Coordinamento regionale di cui appunto chiedevo delucidazioni, perché in Veneto ho già avuto personalmente dei contatti con gli assessori competenti, e quindi diciamo che c'è la massima volontà del Veneto di coordinarci. La cosa che mi è stata ribadita questa mattina è che i finanziamenti sono centralizzati a livello nazionale e quindi non sono gestiti a livello locale. Poco tempo fa ho ribadito un'esigenza che ho colto dalle università del Veneto, in particolare da coloro con cui lavoro, che è in questo momento Università di Padova e Università Ca' Foscari, nella richiesta che avevo e ho portato di far lavorare i giovani del Veneto, cioè la richiesta mi è stata fatta e che condivido, che sul territorio del Veneto ci sono università, fondazioni molto attive che hanno già raccolto e utilizzano giovani con borse di studio, con borse di formazione, con dottorati di ricerca, e quindi ho chiesto che questi giovani, cioè questa territorialità del lavoro che deve essere riportato negli ambiti della cultura e dell'università, dove ci sono delle eccellenze, siano rispettati. E stamattina, se non altro, c'è stato un dialogo su questo argomento. Mi è stato detto che il problema sarà sicuramente preso in considerazione. Speriamo che questo avvenga. Dopodiché sono un po' a vostra disposizione, nel senso che come vi dico, gli sviluppi sul recovery plan sono talmente in essere, e anche dirò che ci sono troppe persone che ne parlano, per cui faccio anch'io difficoltà, ogni tanto recepisco, no, un input di qualcuno e lo riporto agli interlocutori romani che vi ho detto, per avere qualche rassicurazione. Noi stiamo raccogliendo come sovrintendenza, dato che c'era stato chiesto di essere i referenti, cioè non i referenti, per l'amor del cielo, la decisione sarà politica della regione, abbiamo cominciato a raccogliere delle richieste di progetti di digitalizzazione sul territorio per poli, cioè nel senso, che cosa abbiamo fatto? Non i poli di archivisti, i poli di conservazione, ma poli di interesse, cioè i musei, gli archivi ecclesiastici, gli archivi d'impresa, gli archivi privati e così via, no? Naturalmente questo non è una cosa facile da gestire, quando poi sappiamo che i finanziamenti e la decisione strategica su chi lavorerà sarà centralizzata. Quindi qualche perplessità, ci sono delle perplessità, non poche, non poche. Dopodiché questo è il nostro ruolo, quello che mi è stato chiesto di fare e quello che sto facendo. Naturalmente rimetto a voi, anzi sollecito a voi, l'altro importante settore, che è quello tecnologico, che, dove noi vi assistiamo. Io so che ho delle ottime archiviste che vi stanno seguendo, e siamo estremamente, anche personalmente, interessati agli vostri sviluppi, ma che devono essere portati avanti da voi, perché quell'aspetto sarà nazionale, non sarà locale. Quindi dobbiamo fare, vi suggerisco di fare un coordinamento nazionale. Questo è quanto. Se avete delle domande, Grazie alla dottoressa Zuccolo, poi magari c'è una sessione dedicata alle domande e chiedo a tutti, se hanno delle domande, di scriverle già nella chat e poi nella parte proprio riferita a questa sezione, in modo tale che poi le raccogliamo e le condividiamo tra i diversi interlocutori. Raccolgo due spunti, sicuramente questo che ha detto sul PNR, su questo tema di una governance centrale forte, ma noi crediamo che poi è difficile poi portare a terra i progetti direttamente da Roma. Abbiamo bisogno di una catena trasmissiva in grado
di produrre effetti anche sul territorio, e spesso se non mettiamo in fila tutti i livelli istituzionali forse questo è più difficile. Molto interessante anche il primo spunto che ha dato la dottoressa Zuccaro sul tema che spesso forse diamo per scontato, che se vogliamo fare un'ottima, una buona conservazione dobbiamo partire dal coinvolgimento anche dei vertici, no? Questo è un tema, spesso si pensa che sia un tema solo tecnico, ma come tutti i temi tecnici hanno anche un risvolto politico e strategico che richiedono un coinvolgimento anche dei più alti vertici dell'amministrazione. Io adesso lascerei la parola a Roberto Costantini, che ci presenta SDICO e come funziona, anche con una breve demo, in modo tale da far capire un po' a tutti gli interlocutori, in particolare agli enti locali del territorio, qual è il progetto e l'iniziativa della Regione Veneto. A te, Roberto. Grazie, buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Buongiorno innanzitutto, grazie per aver partecipato così numerosi. Vi illustrerò brevemente da dove nasce SDICO e faremo anche una demo live in modo da poter toccare con mano di cosa stiamo parlando. Allora, da dove nasce? Nasce soprattutto da un'esigenza dell'amministrazione regionale. Sempre più frequentemente stiamo spostando tutta una serie di servizi online. Spostare i servizi online vuol dire raccogliere informazioni dematerializzate o raccogliere informazioni digitalizzate. I processi interni di dematerializzazione quindi stanno producendo, perché non sono solo servizi online ma anche i nostri processi interni, stanno producendo, come aveva accennato anche l'assessore, numeri sempre più interessanti, importanti di documenti informatici che vanno ovviamente gestiti, organizzati e soprattutto conservati a norma. Avevamo poi una necessità, perché l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, cioè trovare uno strumento, delle metodologie e degli strumenti che ci aiutassero a effettuare la migrazione tra conservatori in modo più indolore possibile. Poi non so se qualcuno di voi l'hanno già sperimentata, ma la migrazione non è cosa da poco. Poi disaccoppiare per quanto possibile gli applicativi, cioè i nostri applicativi di back office, con i servizi di conservazione esposti dai conservatori. Noi appunto la migrazione tra conservatori è un problema importante, ma anche quello che ci troviamo ad affrontare è molto importante, anche il tema che ci troviamo ad affrontare nel momento quando facciamo una nuova gara, assegniamo l'incarico a un nuovo conservatore, dobbiamo far dialogare il nostro back office che è in conservazione con questo nuovo conservatore, che ogni conservatore purtroppo ha il suo dialetto, o meglio espone dei servizi che parlano in un modo un po' diverso dagli altri, e quindi noi volevamo disaccoppiare questo. Poi e quindi la possibilità di parlare con diversi conservatori e poi avere uno strumento che ci consentisse di governare tutto il processo di conservazione. Ecco quindi nasce SDICO. SDICO appunto è l'acronimo, come avete capito, di Sistema di Intermediazione verso la Conservazione, ed è un sistema che va visto come un composto da regole, da degli standard, da soggetti che lo usano e dalle tecnologie appunto dedicate, come dicevo, per la gestione della conservazione dei documenti informatici. Vedetelo come un modello così strutturato, no? Una pila in cui al vertice ci sono gli attori, cioè chi usa poi questi strumenti, i produttori, tutti noi che produciamo i documenti digitali, e quindi i nostri fornitori di ICT, i conservatori, un centro di competenza che prendiamo un attimino a dettagliare e poi i fruitori del documento. Poi composto ovviamente da standard e regole, ovviamente standard e regole a livello europeo, nazionale, e poi da un'infrastruttura fisica, tecnologica, composto da hardware e software che faciliti la gestione della conservazione. Il centro di competenza è un insieme, noi lo vediamo come un po' il cervello, no, di SDICO, una cabina di regia che è composta da diverse figure professionali che di volta in volta fanno parte di questo centro di competenza, quindi a geometria variabile, che di volta in volta affronta le richieste degli enti, può produrre delle specifiche, fornisce anche poi supporto agli enti e anche per quanto riguarda gli obblighi normativi. Al secondo livello invece ci sono appunto tutte queste azioni si basano sulle standard regole che Patrizia Gentili di AGI appunto ha presentato e che vengono recepite da questo centro di competenza e poi cerca di applicarle proprio funzionalmente sul lab che andremo a illustrarvi.
E infine appunto l'infrastruttura tecnologica, SDICO, questo sistema di interscambio che espone tutta una serie di servizi utili a facilitare l'invio e la gestione della conservazione dei documenti. Voglio portarvi la nostra esperienza. Lo SDICO è uno strumento che ormai usiamo da più di un anno. E cos'è che conserviamo attraverso SDICO? Tutti i documenti, le tipologie documentali che vedete elencati, insomma, fatture attive e passive, il relativo registro, tutto ciò che riguarda il protocollo, l'attestato di prestazione energetica, i bollettini ufficiali, le liquidazioni e ovviamente tutto ciò che passa per la posta elettronica certificata. Ma di che volumi stiamo parlando? Questi sono un po' i volumi di Regione del Veneto. Come ha accennato l'assessore Calzavara, noi non siamo uno degli enti che producono più documenti tutti. Immaginate, posso solo immaginare cosa produce la sanità, ad esempio. Ma comunque sia, nel nostro piccolo noi conserviamo 12 terabyte ad oggi e di cui 7 terabyte sono stati oggetto di migrazione da altro conservatore. Quindi mensilmente inviamo in conservazione mediamente 150 giga e stimiamo che per fine del 2021 saremo arrivati a 15 terabyte di dati. Ciò a cosa corrispondono? A circa 2 milioni di unità documentali, che significa, cioè attualmente conservate presso il conservatore, che significa circa 180.000 unità documentali medie mensili inviate in conservazione. Questi sono i numeri sui quali la Regione si confronta. E poi da questa esperienza ci siamo detti, se è vero, no, tutta una serie di se è vero che la spinta verso la dematerializzazione sta producendo centinaia, migliaia di documenti informatici, che alla fin fine i documenti, no, senza alla fin fine i documenti vanno conservati secondo i principi nazionali dell'archivistica. Se è vero che non sempre gli enti sono preparati ad affrontare questo cambiamento, se è vero che è necessario evitare approcci disomogenei e portare a fattor comune le conoscenze, allora è anche vero che probabilmente questo servizio può essere organizzato su grande scala. Tutti questi se ci hanno portato a disegnare questi 6 perché. Ci siamo detti, ma perché allora, se è vero tutto quello che ho appena detto, perché non condividere il frutto di questa esperienza con gli altri? Perché non cercare di implementare su una scala regionale questa esperienza, no? sui gestionali operativi omogenei? Perché non realizzare un indice, no? Cercare quantomeno di realizzare un indice del patrimonio regionale del conservato, e poi vedremo cosa intendiamo. Perché quindi non promuovere le buone pratiche? Perché non perseguire una gestione oculata delle spese contenendo economie di scala? E perché alla fine non mettere a disposizione SDICO per tutti gli enti del Veneto. Quindi cosa che vi presenteremo a brevissimo? Vi presenteremo una demo live in modo che possiate toccare con mano di cosa stiamo parlando, di questo strumento che è la parte sotto di quel modello che vi ho fatto vedere, no? La parte infrastrutturale, che è appunto un intermediario tra il produttore e il conservatore. È uno strumento che consente di standardizzare i processi di conservazione, abilita l'indipendenza dal conservatore e fornisce tutta una serie di garanzie di sicurezza. Offre quindi tutti i servizi basilari per l'invio in conservazione, quella della gestione, la pre-ingest, l'indicizzazione e archiviazione, la consultazione ed esibizione a norma, il controllo e il monitoraggio e poi una governance a 360 gradi. Cosa non è SDICO? Ci tengo a precisarlo. Non è un gestore documentale, non è un archivio di lavoro e non conserva direttamente, come è stato detto prima di me, ma si avvale di volta a volta di conservatori certificati agidi scelti dall'ente produttore. I processi principali che ora vi verranno presentati dal collega riguardano la conservazione, la ricerca ed esibizione e quindi tutta una serie di filtri, di funzionalità di ricerca molto avanzate e molto spinte, e poi tutto il processo di scarto. Poi ci sono delle attività a supporto appunto dei processi principali, che è anche l'indicizzazione dello storico, perché come vi ho parlato prima, noi abbiamo migrato 7 terabyte di dati dal precedente conservatore. Abbiamo preso tutte queste informazioni e le abbiamo portati dentro il cuore, dentro l'indice di SDICO. E poi un processo a supporto di quelli principali, anche quello della migrazione tra conservatori. Io adesso velocemente passerei la parola al collega
collega di Engineering, che vi farà una presentazione di Marco Marcioni, che vi farà toccare con mano, vi farà vedere come funziona, quali sono le schermate, le funzionalità di SDICO. Prego Marco. Sì, buongiorno a tutti. Condivido un attimo lo schermo. Ecco, riprendo un attimo una delle slide, uno dei punti appunto della presentazione del dottor Costantin. Brevemente riassumo appunto quali sono le principali componenti informatiche appunto del sistema SDICO. Quindi c'è un catalogo dei servizi erogati sotto forma di web services, in tecnologia Java, appunto che erogano tutta una serie di servizi principali a corredo, di autenticazione, ma soprattutto di versamento in conservazione, di esibizione a norma, di ricerca puntuale, di ricerche per metadati e combinazioni di metadati e servizi appunto di indicizzazione del recupero del pregresso. E poi c'è appunto un motore di indicizzazione di tutti dei documenti inseriti nel sistema, indicizzazione quindi dei metadati e indicizzazione anche del testo contenuto, quindi per permettere delle ricerche full text. Poi altra componente fondamentale sono i connettori logici e fisici verso i diversi provider di conservazione quella che è il cuore, diciamo, del sistema SDICO, che è la web application di governance, diciamo, di tutto il sistema. Una web application che permette varie funzionalità sotto forma di interfacce grafiche, tra cui appunto la funzionalità principale è la funzionalità delle ricerche, quindi della documentazione versata, quindi transitata attraverso il sistema dagli enti versatori, produttori che richiamano i servizi dello SDICO verso poi alla conservazione finale. Quindi appunto tramite il motore di indicizzazione vengono messi a disposizione tutta una serie di criteri di ricerca che poi che vi illustreremo. Permette il monitoraggio della documentazione versata tramite una console su scala temporale e un sistema di notifiche, tipicamente appunto l'invio di una mail periodica che riporta l'esito, diciamo, del versamento, riporta all'ente l'esito del versamento della documentazione del giorno precedente. Permette la configurazione dell'intero sistema, quindi il censimento di tipologie documentali, di quelli che sono i profili di metadati, che sono metadati standard, tipici propri del documento amministrativo informatico, e metadati specifici della tipologia documentale. Vi è un massimario appunto di selezione e scarto, in modo da poter inserire e censire i tempi di conservazione per tipologia documentale. Si possono censire i titolari di classificazione, come ad esempio il titolario generale di Regione Veneto, il titolario dei comuni di Agid e altri titolari di classificazione degli enti aderenti. Poi ovviamente il censimento degli enti, della gestione delle utenze, dei formati accettati, una console di attivazione di controlli sincroni e asincroni sulla documentazione versata. Altro punto importante è che permette la gestione dei documenti scartabili e delle richieste di scarto a livello logico, poi vedremo cosa significa questo. Questo è il desktop, diciamo, della web console. Vedo di attivare quello che è l'ambiente di demo. Utilizzeremo appunto un ambiente di demo per non andare in conflitto con l'ambiente di produzione, quindi l'operation, che è appunto l'interfaccia principale è l'interfaccia delle ricerche, in cui si possono eseguire ricerche puntuali, quindi per ID del pacchetto di versamento, che diventa il token identificativo unico dell'unità documentale versata dall'ente nel sistema SDICO,
che permette appunto di rintracciare velocemente e univocamente l'unità documentale, ma poi si possono utilizzare combinazioni di metadati, come ad esempio nel caso di, se noi dovessimo cercare appunto per tipologia documentale, ad esempio liquidazione di spesa, noi avremo a disposizione tutta una serie di metadati che sono anche quelli specifici per la tipologia documentale selezionata, come ad esempio il numero della liquidazione e il numero di protocollo della liquidazione ed altri criteri come la partita IVA, il beneficiario, eccetera, eccetera. Ecco, questa maschera delle ricerche permette due funzionalità molto importanti. Innanzitutto mi mostra lo stato del mio pacchetto di versamento. Mi dice che questo pacchetto di versamento è stato conservato in maniera definitiva e corretta da parte del conservatore finale. Posso visualizzare il dettaglio dell'unità documentale e tutta una serie appunto di attributi, quindi di metadati, ma la cosa principale è che dalla console delle ricerche posso effettuare l'esibizione a norma del pacchetto di versamento. Quindi a prescindere dal conservatore finale in cui la mia documentazione è conservata, il sistema instrada automaticamente la chiamata al servizio di esibizione a norma del conservatore in cui la mia documentazione è in questo momento conservata. Quindi appunto il sistema mi scarica appunto quello che è il pacchetto di distribuzione, il PDD, cosiddetto PDD, andando a richiamarlo dal conservatore finale. Quindi questo PDD è composto dal mio documento che ho mandato in conservazione, dall'indice del pacchetto di versamento e da una serie di file a corredo forniti dal conservatore finale. Questa è, diciamo, la console delle ricerche, che è un po' il cuore, diciamo, della web application di governance. Molto importante è poi la console di monitoraggio. La console di monitoraggio mi permette appunto di avere sott'occhio la situazione della mia documentazione in transito nel sistema SDICO, quindi con un cruscotto che mi indica esattamente la percentuale della documentazione versata, poi con i numeri, ovviamente con i numeri precisi, più sotto, e della documentazione versata mi indica esattamente anche la percentuale di quella che è stata conservata definitivamente presso il conservatore. Nel caso appunto di conservatori asincroni questo è molto importante perché appunto l'operatore deve sapere appunto lo stato, la percentuale della documentazione che è stata conservata definitivamente sul versato, sul conferito in conservazione. Quindi sull'asse temporale io ho giorno per giorno la mia situazione e quindi giorno per giorno io ho la situazione dei documenti che sono stati inseriti nel sistema SDICO, versati al conservatore finale e da questo conservati definitivamente. Quindi per i quali mi è stato restituito un feedback positivo da parte del conservatore finale. Ovviamente posso variare la scala temporale e se sono appartenente, diciamo, ho il profilo, il ruolo di amministratore del sistema, quindi posso lavorare trasversalmente ai vari enti aderenti, ho la situazione sotto mano degli enti, di tutti gli enti che hanno aderito al sistema. Ecco, altre funzionalità importanti, ecco, sono le funzionalità di notifica, per cui all'ente, tipicamente subito dopo la mezzanotte, viene spedita automaticamente una mail con il resoconto dei versamenti nel sistema, quindi per cui nel caso dei versamenti andati in errore, la mail ha in allegato un foglio Excel con il dettaglio preciso della documentazione andata in errore per poter poi procedere a tutte le verifiche del caso. Le altre funzionalità importanti sono le funzionalità ovviamente di configurazione, quindi le tipologie documentali, quelle appunto elencate dal dottor Costantin, l'allegato registro di protocollo,
Queste sono quelle per l'ente Regione del Veneto, attestati di prestazione energetica, il bollettino ufficiale e altri tipi di documentazione. Ovviamente c'è un massimario di selezione scarto, per cui per ogni tipologia documentale viene indicato il tempo di conservazione. Un'altra funzionalità importante è quella legata allo scarto, quindi praticamente il sistema mette a disposizione un elenco di documenti scartabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi, in base alla data di conservazione, in base al loro tempo di conservazione legato alla tipologia documentale di appartenenza, il sistema suggerisce, diciamo, la scartabilità di una lista di documenti. Si possono quindi creare delle richieste di scarto, quindi selezionando la documentazione, generando quindi delle richieste di scarto che poi possono essere gestite da un'apposita interfaccia, quindi di richieste di scarto, e la cosa, diciamo, il momento conclusivo finale, ecco, di questa gestione dello scartabile è la produzione su foglio Excel, tipicamente in formato CSV, ma anche con altri formati, di una lista, di un elenco di file potenzialmente scartabili che può essere consegnata, diciamo, a chi di dovere per le verifiche di competenza e poi eventualmente al conservatore finale. Quindi ecco, ci sono appunto tutta un'altra serie di funzionalità che appunto, ad esempio, c'è la possibilità di versare puntualmente e manualmente un'unica unità documentale nel caso un ente debba versare puntualmente un unico documento tipo un contratto che oppure appunto tramite i web services che abbiamo visto all'inizio, appunto gli enti possono interfacciare i propri sistemi informativi, tipo il sistema informativo del protocollo, delle delibere o un sistema di gestione contabile, in modo che tutto questo avvenga in maniera automatica come avviene per Regione Veneto. Ecco, io appunto avrei concluso, Roberto. Sì, grazie Marco, riprendo io un attimo lo schermo allora, sì. Che così chiudiamo il nostro passaggio alla nostra presentazione. Grazie. E quindi per riprendere il concetto, avete capito, volevo giusto farvi capire come si colloca quindi SDICO rispetto alla situazione attuale. Quindi avete capito, SDICO è una piattaforma, una web application che Regione Veneto mette a disposizione gratuitamente degli enti e che fa sostanzialmente tutta una serie di funzioni. Ma come si colloca rispetto alla SISA, all'oggi, all'attuale? Beh, ogni amministrazione oggi, e questo è quello che succedeva anche per Regione, parla direttamente, il proprio back-end parla direttamente con il dialetto del conservatore. Significa che il nostro protocollo è stato istruito per parlare con i servizi, i famosi web service esposti dal conservatore A. Attenzione, i servizi del conservatore A sono diversi, devono essere invocati, chiamati, e per questo io parlo di dialetto, in modo diverso se domani cambieremo conservatore B. E poi se ne cambieremo un altro, il conservatore C, dovremo intervenire sempre sul back-end per cambiarli ancora una volta. Cioè una rincorsa, rincorriamo i conservatori. L'idea che ci è venuta, abbiamo detto perché non disaccoppiamo, no? Questo sistema inserendo un intermediario che è appunto SDICO e da fare in modo che sia solamente SDICO che si preoccupa di implementare il dialetto e che SDICO invece esponga dei servizi di web service standard che saranno sempre chiamati allo stesso modo a prescindere da quale sia il conservatore verso il quale manderemo in conservazione. Ed ecco allora che interviene SDICO. SDICO quindi espone delle API, di web service, standard, questo qua è quello che vi sto presentando, è molto tecnico per informatici, ma giusto per farvi capire qual è il giro del fumo. Quindi SDICO si interpone, espone delle API standard, dei servizi standard che devono essere invocati dal back-end, dal back-office, quindi dal protocollo piuttosto che dal gestionale dell'ente, e
Facendo così però l'ente avrà garanzia di essere in grado di parlare virtualmente con qualsiasi conservatore, senza dover mai più intervenire sul proprio back office. Quindi dentro al gateway troviamo, dentro appunto questo sistema, troviamo l'indicizzazione di documenti, indicizzazione che, attenzione, non si basa solamente sul metadato, ma anche full text, qualora lo si desideri. Questo significa che potremmo fare delle ricerche veramente sul contenuto del documento. Servizio che credo non venga fornito da nessun conservatore al giorno d'oggi. È in grado di fare un'altra cosa. Dico è in grado di consentirvi di inviare in conservazione a n conservatori. Faccio un esempio banale. Potrei decidere che le delibere le mando verso il conservatore A, mentre, non so, le immagini dovute, non so, a piani territoriali o altre tipologie le invio verso il conservatore B. Oggi vi dovete ricordare e dovete istruire il vostro back-end di volta in volta a parlare con A o con B. In questo caso invece SDICO va solo istruito, definita la regola che dato questa tipologia documentale va inviata verso questo conservatore A o B e poi se ne preoccupa lui. Da quel momento potete anche, tra virgolette, dimenticarvi a chi avete inviato la documentazione. Perché? Perché sarà poi, una volta individuato attraverso i sistemi di ricerca che vi ha fatto vedere Marco, quali sono i documenti, qual è il documento, quali sono i documenti che vi interessano, sarà SDICO che è in grado di ricostruire tutta la catena del percorso e chiedere al conservatore corretto il documento. Ovviamente avete capito che SDICO non contiene i documenti, contiene un indice ed è l'indice del patrimonio del conservato di cui vi abbiamo presentato delle slide principali. Quindi ecco, secondo noi i nostri punti di forza, giusto per sintetizzare, sono utilizzare degli strumenti appunto evoluti di ricerca e selezione. Ci consente di indicizzare lo storico, di favorire la migrazione tra conservatori e, come dicevo prima, cioè realizzare quello che noi definiamo il patrimonio informativo del conservato. Qua chiedo magari supporto al collega Andrea Viscovic proprio su quali sono le evoluzioni che stiamo già pianificando da inserire all'interno di SDICO. Prego Andrea. Buongiorno a tutti. Avete visto prima la dottoressa Gentili che ha illustrato quelle che sono le nuove linee guida dell'Agid per quanto riguardano le aggregazioni documentali. E una cosa importante che sottolineava era anche quel vademecum, diciamo, che si componeva di 5 step che riguardano lo scarto dei documenti digitali. Quindi in questo momento i conservatori ragionano a livello di singolo documento, ossia viene fissato un tempo di conservazione che riguarda il singolo documento, mentre nelle nuove linee guida si tende, diciamo, a dare il tempo di conservazione per l'aggregazione documentale. Allora, l'aggregazione documentale, diciamo, può essere vista come fascicolo, che è un concetto magari che più conosciamo. Poi le aggregazioni documentali in realtà prendono, diciamo, anche altre tipologie, le serie e altre cose, ma vediamolo in questo momento come fascicolo. Quindi non è più obbligatorio fissare un tempo di conservazione a livello del singolo documento, ma il tempo di conservazione avverrà, diciamo, verrà assegnata all'aggregazione documentale, cercando di facilitare quello che è il processo di scarto. Quindi non si andrà più a scartare per singolo documento, ma si andrà a cercare di scartare per aggregazione documentale, per fascicolo. E ovviamente per far questo bisogna che anche i conservatori che in questo momento sono accreditati e che abbiamo sentito dire dalla dottoressa Gentili, non ci sarà più questo processo di
accreditamento. In ogni caso i conservatori dovranno far proprie queste nuove linee guida. Questo avverrà entro qualche mese, per cui al momento, diciamo, per quello parliamo di evoluzioni, perché devono essere in grado anche i conservatori di recepire queste novità. Un'altra cosa che ci piacerebbe fare è far entrare direttamente nel processo, diciamo, telematico digitale che riguarda lo scarto la soprintendenza, ossia ci piacerebbe che le richieste di scarto venissero esaminate ed approvate dalla soprintendenza direttamente all'interno del sistema, quindi dare delle funzionalità all'interno di questa applicazione che avete visto affinché, diciamo, il processo di approvazione dello scarto possa essere più veloce e più agevole da parte anche della soprintendenza. E per ultimo c'è un piano che prevede anche che la login di questa applicazione possa essere fatta tramite SPID o OCE, e quindi, diciamo, avere un accesso più largo possibile, insomma, sempre ovviamente da parte degli operatori accreditati. Non parliamo di aprire questa applicazione alla cittadinanza, insomma, quindi parliamo sempre agli operatori accreditati degli enti che fanno parte di questa piattaforma. Ecco, tutto qua. Grazie Andrea. Quindi per proseguire, insomma, gli ingredienti del successo. Roberto, hai quasi Ma ho finito di fatti, insomma, cerco di riepilogare quello che sono gli ingredienti che noi riteniamo di questa pietanza, no? Gli ingredienti del successo. Quindi gestione del patrimonio conservato, forse un argomento che non ne avevamo mai parlato. Pensiamo alla conservazione come qualcosa di morto, invece secondo noi, e come diceva il dottor De Pietro all'inizio, è un'opportunità, no? Cominciamo a dare valore ai dati, no? Poi mantenere l'archivio unitario, dovremo integrare i sistemi gestionali e quindi dobbiamo coinvolgere il mercato, i nostri fornitori CT, chi ci fornisce il protocollo o il gestionale. Dobbiamo spingere verso l'economia di scala e poi regole comuni e condivisione delle buone pratiche. Cosa fare per aderire? Sottoscrivere la convenzione con la Regione del Veneto, avere un contratto con un conservatore perché noi non conserviamo. Per alcuni conservatori abbiamo già realizzato i connettori, per cui SDICO è già in grado di parlare con un po' di conservatori, ma se così non fosse, se il vostro conservatore non è ancora attestato su SDICO, ci mettete in contatto, ci mettiamo in contatto e vediamo di realizzare il famoso, quella componente che sia in grado di parlare col dialetto del conservatore. E poi ovviamente dovete individuare le tipologie documentali, scusate, che intendete inviare in conservazione. Questo ovviamente lo facciamo assieme, vi supportiamo se ce ne sono di nuove rispetto a quelle già censite all'interno di SDICO. E poi ovviamente abilitare gli utenti che devono accedere al servizio e integrare proprio i gestionali affinché siano in grado di parlare con i web service standard esposti da SDICO, ed ecco il perché il coinvolgimento del mercato. Contatti sono questi, siamo a disposizione, penso che ora Luca si passa direttamente a rispondere alle eventuali domande. Grazie. Sì, grazie Roberto, se togli la condivisione. Allora, vedo che c'è, lascio la parola alla dottoressa Zucco. Prima dico a tutti che magari chiedo gentilmente alla regia se può lanciare anche un questionario fatto di 3 semplici domande, un po' per raccogliere anche i feedback dei partecipanti. C'era la dottoressa Zucco che voleva intervenire, vero? Sì, allora, allo stato attuale della legislazione, il soggetto responsabile della conservazione documentale è il soggetto che lo produce, punto, per la legge. Quindi parliamo un attimino delle cose che in questo caso i comuni devono fare. Il massimario di conservazione e di scarto deve essere autorizzato preventivamente. E siccome partiamo da situazioni ibride, dovrebbe portare
le indicazioni sino alla tal data la serie documentale XY è conservata in analogico, dalla tal data in ibrido, dalla data successiva è completamente digitale. Il massimario va autorizzato prima di qualsiasi operazione, oltretutto perché essendo da noi analizzato deve corrispondere a una serie di logiche definizioni di quella che è la gestione documentale che il soggetto vuol fare dei suoi documenti. Quindi noi prima di tutto guardiamo se c'è questa logica. Poi lo scarto non è la funzione principale, è solo una funzione di risparmio, di conservazione, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è che ci sia chiarezza nel massimario, che potrebbe essere anche il titolario con i tempi di conservazione, perché poi neanche questo principio è completamente condiviso da tutti, quindi non diamolo per scontato. Una volta approvato il massimario di conservazione scarto e quindi definiti i tempi della conservazione dell'analogico, dell'ibrido e del digitale, la domanda di scarto del digitale, che scusatemi ma in questo momento è il problema minore perché non ci siamo ancora con il problema A, non con il problema C, viene sempre presentata dal soggetto produttore perché lui è responsabile che risponde ai sensi della legge. Cioè se io perdo il fascicolo previdenziale di Aldo Moro è una mia responsabilità e ne rispondo io, rispondo rispetto alla legge, perché il conservatore non ha ancora la titolarità delle responsabilità che ha il soggetto produttore. Poi un'altra cosa che spesso è stata dimenticata nei secoli scorsi e forse anche nei secoli futuri, che ogni tanto l'archivio si conserva anche ai fini della memoria, quindi della memoria storica. E qui abbiamo sia gli archivi storici, che possono essere nazionali, ok, ma abbiamo anche gli archivi storici regionali. Quindi quando noi chiediamo che ci sia la conservazione di una campionatura, bisogna distinguere che cosa significa campionatura, perché voi sapete che oggi la legge definisce due concetti diversi che però vanno rispettati, che è la campionatura del procedimento dell'atto, che può essere conservata a livello nazionale o collettivo se c'è un'organizzazione che è la referente a livello nazionale, ma indubbiamente c'è una campionatura storica regionale che è quella della memoria del territorio. Quindi quando noi decideremo di scartare, che ne so, tutti i provvedimenti di qualsiasi natura del comune di Asolo, il comune di Asolo dovrà prendersi la responsabilità di conservare il primo, e questo è chiaro, tipologia del documentaria, ma anche di conservare la memoria storica, quindi di verificare che all'interno dei documenti che siano scartati non ci siano quelli significativi per la storia del territorio. E questo lo deve fare o dire o chiedere che sia fatto dal conservatore, e io dico sempre che questa decisione viene fatta a oggi, non a domani. Attenzione che se no non ci capiremo mai. Cioè il fascicolo deve essere identificato come conservazione illimitata nel momento in cui viene formato, nel momento in cui un dato diventa rilevante. Allora faccio sempre il caso di Aldo Moro perché è chiaro a tutti, no? A un certo punto Aldo Moro era un soggetto italiano, è diventato un personaggio politico, poi è diventato un personaggio della cronaca, ahimè, dell'Italia, ed è chiaro che quando il soggetto è diventato un personaggio rilevante per la cultura del periodo, attenzione, perché che cosa significa che dobbiamo conservare illimitatamente il fascicolo di un personaggio che è diventato storia, no? Nel momento in cui la cultura dei soggetti che prendono le decisioni decidono che quel fascicolo è rilevante ai fini storici. Quindi ci va messo un bollino rosso. Una volta lo si metteva neanche, non lo si faceva neppure, no? Sulla carta, adesso lo si deve identificare immediatamente sul fascicolo digitale,
perché allora a questo punto i conservatori avranno la vita molto semplice, perché i fascicoli con quel certo codice identificativo nei metadati non sarà scartato anche se fa parte di una serie documentale che va conservata 3, 4, 5 anni, no? Quindi tutte queste sono cose che vanno definite prima, perché se pensiamo dopo non lo troveremo nei fascicoli di carta e di sicuro che nei fascicoli digitali sono persi, no? Quindi la memoria della storia del Veneto fra 1000 anni sarà assolutamente persa, ok? Quindi mi raccomando, il concetto principale per i nostri comuni che va tenuto presente, dov'è la vera, secondo me, cambiamento di mentalità? Che una volta pensavamo di avere un archivio corrente, io lo dico sempre questo esempio, ma è un esempio che mi viene capito dalla base. Avevamo un archivio corrente, un archivio di deposito, un archivio storico. No, adesso non ce l'abbiamo più. Abbiamo un archivio del soggetto produttore e un archivio che passa al soggetto conservatore, perché tutte le fasi sono saltate. Cioè io non mi preoccupo più, faccio il documento, devo identificarlo secondo i principi logici, culturali, storici, giuridici, amministrativi che ho io, di cui sono responsabile perché sono soggetto produttore, dopodiché lo do in conservazione e quei concetti che stabilisco all'inizio saranno eterni, saranno quelli che mi permettono oggi, domani o chissà quando di recuperare o di non recuperare più il mio fascicolo. Quindi il concetto che ci penserò non esiste più. Grazie alla dottoressa Zuccaro che ha precisato alcuni punti fondamentali, ma soprattutto mi preme sottolineare questo che ha detto poc'anzi, quando ha detto non è che il digitale è la panacea di tutti i mali, anzi dobbiamo pensarci prima come appunto. Quindi passo la parola, chiedo anzi a Patrizia Gentili una risposta, perché c'è una domanda specifica per lei, Patrizia. È stata regolamentata tecnicamente la restituzione all'APA dei documenti conservati da parte del conservatore col cambio dello stesso e il subentro di un altro? Allora, nella bozza di regolamento che stiamo predisponendo abbiamo messo obbligatorio la predisposizione del piano di cessazione dei conservatori, che chiaramente... Mi sentite, vero? Ok, proprio perché sappiamo benissimo che questo è un problema. Per quanto riguarda proprio diciamo, le specifiche tecniche, perché ho visto che si parla proprio di la definizione di API, di interfaccia, per passare da un conservatore all'altro, no, questo non lo abbiamo fatto, perché chiaramente la cosa fondamentale è il rispetto dello standard unisincro che permette l'interoperabilità tra pacchetti di conservazione e quindi di conseguenza tra conservatori. Non ci sembrava che fosse necessario, diciamo, normare o specificare dal punto di vista tecnico le API di interfaccia tra i sistemi. Scusami Patrizia, c'è un'altra domanda che riguardava gli ordini professionali, rivolta a te, se sono anche loro, come riescono a gestire la parte della conservazione. Come devono comportarsi gli ordini professionali sull'attività prevista da Agid non avendo strutture e persone? Lo sappiamo, questo è diciamo, un problema che insomma ci hanno rivolto più volte in questi ultimi mesi, sono tutti preoccupati anche delle scadenze. Gli ordini professionali diciamo che ovviamente essendo privati sono leggermente più scarichi dal punto di vista dell'osservanza, diciamo, delle norme, però questo non significa ovviamente che non debbano garantire ai loro assistiti la conservazione. Io credo che sia più, diciamo, ci si spaventa di più di fronte alle parole che non di fronte alla reale applicazione, perché poi di fatto il lavoro viene svolto già normalmente da questi ordini professionali. In particolare abbiamo visto gli ordini diciamo
quelli che riguardano, diciamo, che tutelano tutte le procedure, diciamo, di carattere tributario e fiscale, che sono comunque già di fatto attrezzati, soltanto che diciamo devono calare un po', capire un po' meglio come calare quello che è previsto dalla normativa a quello che in realtà già fanno, senza preoccuparsi più di tanto. Grazie, ma ci sono un paio di domande che lascerei la parola a Roberto Costantin, se l'integrazione avviene solo con web services, e poi c'era un'altra domanda che è già stata risposta in chat, ma magari è opportuno dare una risposta a tutti, se tutti vedono i documenti di tutti oppure l'ente vede solo, cioè i documenti del singolo ente sono visti solo da esso. Certo, allora per la prima, no, il SDICO possiede anche un'interfaccia di invio in conservazione manuale. Marco non l'ha fatta vedere, ma ha citato un esempio classico che è quello dei contratti. Di solito nemmeno noi Regione abbiamo un applicativo che gestisce i contratti e che invia direttamente in conservazione, no? E quindi in quel caso l'operazione è fatta manuale e comunque parliamo di numeri di solito non eccessivi, no, durante l'anno di questi tipologie di atti. Per quanto riguarda invece che la sicurezza, no, il sistema è multitenant e ognuno può vedere esclusivamente i documenti di propria pertinenza. C'era anche un'altra domanda, l'ultima interessante, che diceva che era prima di adeguare il sistema informativo che potrebbe richiedere più tempo, comunque adeguarsi agli standard, si può, disdico? Cioè partecipare? E mi sembra che sia Alberto che dice: se la pianificazione dell'ente prevede un cambio di gestionale tra qualche anno e il sistema gestionale attuale non è integrabile con sistemi terzi, è consigliabile aderire comunque alla convenzione con la regione oppure è meglio attendere l'adeguamento informatico? Uno dei punti di forza del gruppo è il lavoro che può fornire indicazioni su regole. Comunque potrebbe comunque aderire, sì, per il motivo che ha detto sicuramente. Quantomeno cominciamo a condividere anche i problemi. Andrea prima di me ha parlato appunto dello scarto digitale, ha parlato dell'aggregazione documentale e quindi sono temi che comunque è bene essere presenti e pronti, che vanno affrontati quanto prima possibile. Quindi sì, secondo me sì. Come può un ente locale aderire a SDICO e a quali condizioni tecniche deve prevedere in fase di gara per la fornitura di servizi di conservazione? Allora, per aderire, scusa Luca. In pochi secondi. In pochi secondi, allora c'è un modello di adesione che deve essere sottoscritto da parte dell'ente e poi cos'è che chiedeva? Quali sono i dettagli tecnici? Sì. Sì, dettagli tecnici, ovviamente abbiamo tutte le specifiche tecniche per l'implementazione del back office con i servizi esposti da SDICO. Allora, ci sono numerose domande sul fatto se i materiali saranno a disposizione. Sicuramente sì, li metteremo a disposizione sia sul sito MyExtranet, sia magari faremo una mail a tutti quelli che oggi hanno partecipato, potremo magari anche una mail dedicata con maggiori informazioni e con maggiori documenti, con i documenti in allegato. Se non vado errato siamo arrivati alla fine, sono le 11:35, avevamo detto un'ora e mezza e ci teniamo a rispettare un po' la puntualità. Il tema, nonostante sia un tema ormai decennale, mi sembra di capire anche dalla passione di tutti gli interventi che abbiamo seguito oggi, è un tema estremamente vivo, di interesse, è un tema che le nuove frontiere anche dell'evoluzione tecnologica ci porranno nei prossimi anni. La Regione Veneto con questa piattaforma sta cercando di mettere a disposizione la propria practice, la propria esperienza al territorio come ha fatto in questi anni. Ovviamente è parte del nostro progetto. Il nostro progetto non è solo la soluzione tecnologica, è la definizione di standard comuni, è la definizione di un percorso di aggiornamento, informazione e formazione. La dottoressa Zucco e la dottoressa Gentile ci hanno fatto due interventi veramente molto efficaci su quanto sia importante essere aggiornati sull'evoluzione normativa, sulla gestione della conservazione to cura a 360 gradi e non solo sulla parte digitale. Quindi veramente grazie a tutti, eravamo 170, 175 nelle punte di massima, che mi sembra essere un numero estremamente consistente, perché spesso ci sono argomenti che hanno, diciamo, sono un po' più di moda. Questo forse non è un argomento di moda, non va nelle prime pagine del giornale, ma è un argomento che ci riguarda noi quotidianamente, riguarda la nostra attività lavorativa tutti i giorni. Quindi grazie veramente a tutti i partecipanti, ringrazio ancora la dottoressa Gentile e la dottoressa Zucco che hanno aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa. Ci faremo risentire presto.
Il dottor Costantini vi ha dato nell'email, nell'ultima slide, i riferimenti per chiedere delucidazione e quant'altro, quindi buona giornata a tutti. Luca, ho visto, mi sembra la dottoressa Zuccolo voleva fare un intervento. Volevo chiedere se Costantini e Gentili mi telefonano o rimangono collegati un attimo. Grazie. Sì, certo. Rimaniamo collegati. Certo. Perfetto, dopo questa breve comunicazione di servizio ringrazio tutti. Grazie e a auguro tutti. a tutti un buon Grazie. caffè di mezza mattinata. Arrivederci. Grazie a Buona tutti. giornata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, Ciao. grazie. Lavori pubblici, ok? Dai un'occhiata alle mie mail. Sì, dopo ti chiamo. Ciao. Dunque, ci siamo? Sì. No, non credo. E Sa che no, ancora stanno sono ancora collegati. uscendo i partecipanti, conviene aspettare qualche istante. Federica, poi le domande Sì. cosa facciamo? Le raccogliamo, facciamo le risposte, come funziona di solito? E aspetta un attimo che escano un po' tutti Sì, i partecipanti adesso, è che non so se facendo il termine. Se fai termine sa che butti fuori anche noi. Stati fuori Vabbè, dal ma nido, no? stanno uscendo comunque piano piano. Sì, con calma. Ma erano veramente tanti. Sì. Meglio, dai, meglio. Sì, sono contento, No, soddisfazione. è andata bene, certo. Soddisfazione, Io veramente. voglio però 135 sindaci, scusatemi, io sono cattiva. Difficile, difficile, dottoressa, è difficile, lo sa. Lo so, guardate, le volte che ci ho provato, il sindaco e gli dici, ma ti rendi conto che hanno fatto le pizze con l'archivio storico, con l'archivio dell'ufficio? Ci siamo? No, ne abbiamo ancora 31 aficionados. Oppure che se ne erano andati, no? Per la cattiveria, no? Non si sono accorti che abbiamo finito. Oh, buon Dio. Cosa facciamo? Volete che chiedo alla dottoressa Zuccola e a Patrizia, vi mando velocemente un Meet. Ci vediamo su Teams, dici? O Meet, Google, una cosa veloce così fatta al volo. Infatti, secondo me è la cosa migliore. Ok, va Anche bene. che stanno, sì, dai, facciamo così, vi mando sulla vostra mail subito l'invito. Sì, va perfetto, bene. bene. Va bene. Vediamo qualche secondo. Ciao, Arrivederci. grazie. Ciao. Arrivederci, grazie a tutti. Ciao Fede, grazie. Ciao.